e buona festa della mamma a tutte le mamme di FIPA Veneto TV. Allora, oggi noi siamo al Palafello in San Bonifacio per le finali Under 14 maschile e femminile. Che cosa succede oggi? Si incontrano ancora una volta sul campo della finale per il primo e secondo posto il Volley Treviso contro la Chio Ene Padova, mentre per il femminile vedremo la Sea Stars Sima Bremas contro la GL Moco Volley di San Donato. In contemporanea, ma nel vicino palazzetto di Locara, abbiamo altre due partite di finale molto importanti ai fini della finale nazionale, cioè quelle del terzo e quarto posto. Chi ci sarà in campo? La Spes Belluno contro il Valsugana Volley per il maschile, mentre per il femminile vedremo le ragazze del San Vendemiano contro le Ali Padova. Che cosa c'è in palio? Non solo il titolo regionale. Per i ragazzi che vinceranno ci saranno 3 accessi alla finale nazionale in programma dal 24 al 25 maggio. Quando abbiamo avuto palla buona da giocare, abbiamo iniziato a attaccare. In questo secondo set della finale della 14 maschile.
Siamo con Alice Biasini, che è l'allenatrice di questa splendida squadra che oggi è un'altra volta il campione Under 14 del Veneto. Alice, partitona, com'è andata? È andata bene, diciamo che la partita di oggi è stato un po' il riassunto di tutta la stagione che abbiamo fatto, dove si è visto sempre un gruppo molto unito e si è visto sempre un gruppo molto determinato in quelli che erano i propri obiettivi. Poi è una squadra piena di ragazzi simpatici che ridono, che scherzano e che rompono tanto le scatole in allenamento, però lavorano qui. I risultati si vedono quindi, allora complimenti ragazzi. Un applauso a questi ragazzi